24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Il rapporto 2012 di Veneto Lavoro fotografa una realtà veneta alle prese con una pesante crisi occupazionale e produttiva. Alla fine del 2011 si constata un'ulteriore diminuzione dei posti di lavoro di 15.000 unità rispetto al 2010. Dall'inizio della crisi del 2008 la riduzione complessiva è stata di 80-85.000 posti di lavoro dipendente. Se leggessimo questi dati abbandonandoci al totale disorientamento, saremmo alla disperazione. Ma se usiamo queste nozioni per darci dei capisaldi da cui iniziare un percorso di ripresa, come io credo, allora possiamo aprirci alla speranza, perché solo capendo quali sono le nostre fragilità sapremo anche come superare questa crisi. Lo ha detto l'assessore regionale al lavoro, alla formazione e all'istruzione Elena Donazan, chiudendo a Roncade, nella Marca Trevigiana, il convegno di presentazione del 20° rapporto sul mercato del lavoro in Veneto, curato dall'Osservatorio di Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione del Veneto. Presente anche il presidente dei Giovani Industriali Veneti, Giulio Pedrollo. Continuano a sventolare le bandiere blu sui litorali di mari e laghi del Veneto. La stagione balneare, come previsto dal decreto regionale, è iniziata il 15 maggio con tutte le spiagge aperte, dopo il controllo preventivo previsto dalla normativa, effettuato dall'ARPAV dal 7 al 10 maggio su tutti i 169 punti previsti dal programma di monitoraggio sul mare Adriatico, il lago di Garda, lo specchio nautico dell'isola di Albarella, il lago di Santa Croce, il lago del Mis, il lago di Lago e il lago di Santa Maria. Anche la seconda campagna di controllo, effettuata in questi giorni in Adriatico e nei laghi, ha dato esito favorevole per tutti i punti. La normativa per la gestione della qualità delle acque di balneazione prevede che durante la stagione balneare, dal 15 maggio al 15 settembre, ci sia almeno un controllo al mese ed uno prima dell'inizio della stessa stagione. All'inizio della stagione 2012, quindi, tutte le acque dei litorali risultano idonei alla balneazione. Non dobbiamo abbassare la guardia nella lotta alla contraffazione, perché quest'ultima danneggia il mercato regolare, le persone oneste, l'erario e i consumatori, con effetti che in molti casi possono diventare devastanti anche per la salute e la sicurezza dei cittadini. Lo ha detto l'assessore alla tutela del consumatore del Veneto, Franco Manzato, che si è complimentato per le operazioni che hanno visto assieme guardie di finanza, enti e istituzioni locali, associazioni di categoria, sistema sanitario, una sinergia che nel corso dell'anno ha portato allo smantellamento di un laboratorio, al sequestro di 860.000 prodotti contraffatti o comunque non rispondenti agli standard di sicurezza, alla denuncia di 56 soggetti e alla segnalazione di 22 persone alle Camere di Commercio. Nel Veneto è giunto il momento di recuperare le migliaia di capannoni abbandonati prima di costruirne di nuovi, riqualificare le zone industriali dismesse e ristrutturare le vecchie abitazioni. Solo così sarà possibile stoppare la continuazione di sottrazione di prezioso suolo agricolo. Lo ha ribadito Paolo Pizzolato, amministratore unico di Veneto Agricoltura, al convegno Suolo, Agricoltura e Territorio, un equilibrio possibile. La fragilità del territorio e la continua sottrazione di suolo agricolo determina alti costi sostenuti da tutta la collettività. In Italia ogni mese 7 persone perdono la vita a causa di dissesti idrogeologici. 800 milioni di euro vengono invece spesi per interventi di recupero. 1 miliardo di euro è stanziato dalla Protezione Civile. Se a questi costi si vanno poi ad aggiungere i valori non stimabili economicamente legati al suolo, ci si rende conto di come sia ormai necessaria una maggiore sensibilità e attenzione a questo fenomeno. Tutto è pronto per accogliere le migliaia di fedeli in arrivo a Padova per la festa di Sant'Antonio, il patrono della città, in programma mercoledì 13 giugno. Un tunnel salva fedeli è stato allestito per proteggere l'incolumità dei pellegrini, una misura tempestiva presa dopo le scosse di terremoto che hanno provocato il distaccamento di 3 metri quadrati di soffitto affrescato proprio vicino alla cappella delle reliquie, ma saranno anche una cinquantina i volontari e
i frati che si occuperanno di garantire la massima sicurezza ai fedeli. Se dovesse essere non sarà mai delle scosse pericolose. Ecco, il problema piuttosto è che la gente deve sapere gestire la propria emotività ed evitare il panico. L'unica parte che può causare qualche danno alle persone è stata messa in protezione, quindi la gente passa sotto il tunnel, il cosiddetto tunnel, insomma sta galleria, ecco, dove se anche dovesse venire giù qualche frammento non verrà in testa alla gente. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.